È un grande onore e un grande orgoglio, ma perché lo è? Perché qua si capisce quando la politica, le amministrazioni svolgono il loro vero ruolo, fare le cose che servono alla cittadinanza. Io credo che, guardate, oggi il centro sportivo va al di là di quello che stiamo celebrando in questo momento, perché si occupa di un tema fondamentale, lo dico da mamma, il disagio giovanile, la preoccupazione di noi genitori per il futuro dei nostri figli, la preoccupazione di non poter dare a loro quello che serve per farli crescere uomini. E questo è l'aiuto più grande, perché lo sport è quello che può aiutare le famiglie e la scuola a tenere dritta la schiena dei nostri figli. Lo sport non è soltanto socializzazione, lo sport è disciplina, lo sport è sofferenza, lo sport è sapere anche imparare il rispetto per quello che è il nostro avversario. Lo sport ci insegna che ci può essere sempre qualcuno più bravo, qualcuno che segna di più, qualcuno che va più veloce, qualcuno che gioca meglio, ma alla fine ci insegna a avere il rispetto degli altri. Io credo che senza lo sport le nostre vite sarebbero diverse. Le nostre vite, io grazie a Dio sono una ormai donna cresciuta nella sana provincia italiana e i miei genitori a me e ai miei fratelli hanno insegnato moltissimo attraverso lo sport. Intanto a non abbandonare i nostri figli davanti alle nuove tecnologie, perché oggi i ragazzi soffrono di isolamento, soffrono di solitudine, si chiudono nelle loro stanze e si collegano con quello che è un mondo virtuale. Qua invece a Turbigo avranno la possibilità di venire, di incontrarsi, di fare sport, di crescere in quella che è la sana, i sani principi e i sani valori.